Elena Lucrezia Cornaro nasce a Venezia nel 1646 da illustre famiglia patrizia. Ebbe la fortuna che il padre, amante della cultura e di mentalità aperta, favorì la straordinaria capacità di apprendere manifestata dalla figlia sin dalla tenera età. A 22 anni conosce greco, latino, francese, inglese e spagnolo ed è in grado di dissertare di matematica o filosofia passando indifferentemente da una lingua all'altra. Diventa oblata benedettina, in pratica rispetta i voti delle monache e si massacra tra studi e preghiera. Probabilmente per questo il suo fisico non regge e si ammala già prima di laurearsi. La fama della giovane si sparse fuori dai confini della Serenissima e i dotti di tutta Europa accorrevano a Venezia per sentirla. Si laurea in filosofia a Padova nel 1678. Avrebbe voluto ottenere la laurea in teologia, ma il vescovo si oppose. Una donna non potrebbe mai insegnare la dottrina di Cristo, lo ha scritto San Paolo, e quindi dopo lunghe trattative si ripiega sulla più neutra filosofia. L'avvenimento è epocale e l'aula del collegio, dove normalmente avvengono le lauree, è aggremita all'inverosimile, tanto che si decide di spostare la dissertazione nella vicina cattedrale. La folla che si è radunata per la sua laurea è immensa, fonti contemporanee parlano di 30.000 persone. Diventa una gloria per l'Università di Padova e per la Serenissima Repubblica di Venezia. Sostiene pubbliche discussioni e diviene ricercato membro di prestigiose accademie. Tutti la vogliono vedere. La durissima vita di studio e penitenze ha però minato la sua salute ed Elena muore 38enne nel 1684, probabilmente di tubercolosi. Della sua breve esistenza restano poche tracce, una statua presso Palazzo Bo, sede universitaria padovana, una lapide nel suo palazzo veneziano, ora sede del municipio di Venezia. Gli Stati Uniti d'America le dedicano una vetrata policroma al Vassar College ed un affresco all'Università di Pittsburgh. Nel 1969 l'Università di Padova si è attivata per confermare l'esistenza del primato. È stata fonte di ispirazione per un romanzo e per un'opera teatrale. Meriterebbe essere nel Pantheon degli italiani illustri, invece il suo nome viene ricordato in Italia solo in 3 strade, una di queste nella periferia di Padova, mentre una scuola elementare di Cittadella porta il suo nome. È presente al Museo Bonfanti Weimar e nell'Enciclopedia del Motorismo, Mobilità ed Ingegno Veneto.